Benvenuti a queste 2 giornate dedicate alla memoria di Giovanni Acerbi, un grande patriota rivoluzionario del Risorgimento italiano. Ieri abbiamo aperto una giornata di studi dedicata alla presentazione di una biografia in anteprima dedicata appunto a Giovanni Acerbi a cura del professor e dello storico Maurizio Bertolotti. Una vita che l'ha visto prima infervorato dagli ideali mazziniani, prima appunto con Mazzini e poi con Garibaldi, in cui prese parte appunto alla celebre Impresa dei Mille. Garibaldi aveva notato le grandi capacità di quest'uomo e gli aveva proprio dato il titolo di intendente generale, ossia ministro delle finanze, quindi doveva scrupolosamente annotare tutte le spese della missione, un incarico molto importante, e il suo vice era niente poco di meno che Ippolito Nievo, l'autore delle Confessioni di un italiano. Quindi vedete che quindi una figura straordinaria sia per l'impegno politico, l'azione, gli ideali, il pensiero che si traduce in azione, è stato proprio evidenziato ieri. E oggi concludiamo questa bellissima giornata rievocando alcuni momenti della vita appunto di Giovanni Acerbi con l'associazione Vivere il Risorgimento. Buona giornata a tutti. Aprile 1859, i francesi arrivano nei dintorni di Alessandria, di Torino, nel Piemonte comunque, e man mano iniziano un'avanzata interminabile nella Lombardia. Dall'altro lato gli austriaci che si trovavano lì quasi per puro caso perché stavano avanzando in direzione di Milano, con il loro imperatore conosciutissimo perché appunto è il marito di Sissi, dell'imperatrice austriaca, ovvero Francesco Giuseppe. La nostra associazione è in essere dal 2009, ha sede a Castel Goffredo a livello burocratico, ma ha sede logistica al Forte Ardieti di Ponte sul Mincio. Ricreiamo e riproduciamo l'esercito francese, quello austriaco, abbiamo appunto i volontari, abbiamo dei civili, ripercorriamo il periodo dal 48 appunto al 70 perché partecipiamo anche a rievocazioni della guerra franco-prussiana. Notiamo subito che lo zaino è rivestito di, si chiama certo, il cavallino. Perché? Come mai era rivestito di questo materiale? Perché doveva essere impermeabile. La vivandiera, già dal nome capiamo vivande, quindi portava principalmente magari qualche boccone di cibo, per intenderci, ma soprattutto una cosa per alleviare i soldati, l'acquavite, ovvero la grappa. Gli austriaci utilizzavano la palla tonda, questa qua è da 5 kg di acciaio pieno, sparata a una velocità che è molto veloce veramente, sui 300 km/h e anche di più, che però dalle testimonianze dicono che si vedevano quando arrivavano. Oggi vedremo praticamente per quadri viventi, andremo a ripercorrere quel che era un po' la vita di Giovanni Acerbi, poi andremo sulla campagna del 59 in Italia, e quindi anche lì avremo un'altra postazione con un po' di accampamento e anche lì troveremo dei soldati e personaggi, dove andremo ad analizzare come venivano soccorsi i feriti durante le guerre e le battaglie, e alla fine, ultima postazione qua in piazza, avremo praticamente la situazione dei volontari, quindi garibaldini, volontari, carabinieri milanesi, e quindi poi si concluderà tutto col pranzo qui in piazza.